coronavirus, i timori ora sono per i contagi che arrivano dall'estero. Il governatore Zaia: la situazione è sotto controllo ma non bisogna abbassare la guardia. Sarebbe stato legato al letto e violentato, queste le prime parole del ventenne che ora si è chiuso nel silenzio. Il 63enne colpito alla testa con un oggetto in marmo rimane in prognosi riservata, indagini dei carabinieri. Il maltempo ha raggiunto la zona pedemontana, pioggia, temporali e grandine hanno interessato le colline del Montello, di Asolo e la zona di Montebelluna. La lotta agli ecovandali cambia strategia, la polizia locale sanziona i condomini di una palazzina di via Pisa con 400 euro di multa. Regionali 5 Stelle, il candidato alla presidenza Enrico Cappelletti presenta la sua squadra con i candidati consiglieri trevigiani e dice: correremo da soli. Dramma ieri sera a Cibiana di Cadore, una giovane di 29 anni del posto è morto precipitando con la propria automobile nel greto del torrente Boite. A Giavra Don Bruno Baratto, anima del Festival Ritmi e Danze dal Mondo, ha annunciato che la 25esima edizione si farà pur nelle regole anticontagio, arrivando ad accogliere fino a 1000 persone a serata. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli di oggi, ma in primo piano il bollettino regionale di questa sera. Ci sono 8 contagi in più rispetto alla mattinata e sono 3 a Padova, 4 a Verona e 1 a Vicenza. Nessun contagio invece nella provincia di Treviso. Sono 400 attualmente i casi positivi nella nostra regione, 1298 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, un numero che sta crescendo rispetto ai giorni scorsi. Per quanto invece riguarda i ricoveri, sono 141 le persone ricoverate, 9 si trovano in terapia intensiva e fortunatamente nessun decesso rispetto a questa mattina. E continuiamo a parlare di coronavirus. I timori ora sono per i contagi che arrivano dall'estero. Il governatore Zaia: la situazione è sotto controllo ma non bisogna abbassare la guardia. Covid-19, preoccupazione per i contagi di ritorno che hanno portato negli ultimi giorni ad un notevole incremento delle persone in isolamento domiciliare, stranieri che rientrano da paesi dove l'epidemia è in forte crescita e rischiano di propagare il contagio. Quando lo dicevo io c'era qualcuno che sorrideva, qualcuno che diceva che ero razzista, no? Vedo che adesso si parla con tranquillità di stranieri, del pericolo coronavirus da rientro. Guardi, noi abbiamo avuto in una settimana di luglio 28 focolai, 13 diciamo locali, microfocolai, insomma gestibili in linea diciamo con le previsioni, e poi per arrivare a 28 gli altri 15 tutti portati da fuori, dall'estero. Si ricorda quando io il 3 di febbraio 2020 dicevo: dobbiamo isolare gli studenti che vengono da fuori prima di rientrare in classe? Mi hanno detto che ero razzista. Oggi si parla comunemente di tutte queste cose. Stranieri ma anche italiani che rientrano da vacanze o viaggi, ora i timori vengono da fuori ed inducono a non abbassare la guardia. Io penso che noi abbiamo fatto un grande lavoro come squadra veneta contro il coronavirus. 6.500 sono i guariti, oltre 2.000 purtroppo i morti, oltre 20.000 le persone positive, oltre 1.020.000-30.000 tamponi. Adesso siamo preoccupati di questo piccolo ritorno di fiamma che riusciamo a gestire, che però non dobbiamo sottovalutare, cioè di chi viene dall'estero e magari si porta dietro anche il virus. Una situazione che non si sa come possa evolvere nei prossimi mesi. Possiamo avere 2 scenari: che non torna come è accaduto con la SARS, oppure che torni come è accaduto con la spagnola, che ha fatto una stagione successiva e poi se n'è andato. Di certo questo virus prima o poi se ne va via, speriamo velocemente. Obbligo di tampone per chi torna dai viaggi all'estero, un tema caldo che riguarda da vicino le badanti straniere, in molte di rientro dai paesi balcanici, di conseguenza la paura di contagio da parte degli assistiti che invocano maggiori controlli. Badanti sorvegliate speciali. Il caso, che ha acceso diffidenze e paure a causa della loro vicinanza con le categorie più fragili, riguarda la positività da Covid riscontrata nei giorni scorsi su 2 donne di origine kosovara.
entrambe rientrate nella Marca con un pulmino che trasportava 26 connazionali dirette a Firenze, Trieste, Siena e Reggio Emilia. Anche altre 3 persone scese a Treviso, una mamma insieme a 2 bambini, sono state sottoposte a tampone. Tutti i risultati negativi e messe in isolamento le persone con loro entrate in contatto. Così come negativi i tamponi effettuati sulla rete parentale del kosovaro ricoverato all'ospedale per un problema al cuore, poi risultato positivo. Tutti in quarantena preventiva per 2 settimane. Una vicenda al momento circoscritta, per quanto l'episodio abbia sollevato non solo da parte dei familiari di anziani assistiti la richiesta di maggior controllo per chi rientra in Italia da paesi considerati a rischio. È un problema serio chiaramente perché per loro è fondamentale per la loro vita anche lavorare, però il problema è che se non ci sono controlli adeguati a queste cose e rientrano e vanificano il lavoro magari di tutto il popolo che ha fatto in questi mesi, sarebbe un peccato. È problematica, specialmente per gli anziani, perché è un pericolo, bisognerebbe controllare assolutamente. Sicuramente è un problema per i trevigiani, ma come per chiunque, per tutta l'Italia comunque. Anziani soli, ma il problema riguarda anche la custodia dei bimbi, come evidenziano queste mamme, tasse e welfare da rivedere, sistema famiglia troppo a carico della femminilità. Beh, noi stessi in famiglia abbiamo avuto ben 14 badanti e comunque è molto a carico delle famiglie tutto ciò, naturalmente delle donne. Come anche le babysitter, per chi non fa lavoro di smart working, finché non arrivano le sovvenzioni dello Stato, la babysitter bisogna pagarla, il centro estivo bisogna pagarlo, o rimanere a casa e stare in aspettativa. Magari ci possono essere anche persone qui, italiane, che possono fare questa cosa, anche perché magari tanti hanno perso anche il lavoro. Siamo alla cronaca, rimane avvolta nel mistero la furibonda lite avvenuta ieri a Cornuda. Il 20enne trovato nudo nella mansarda di via Manzoni si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 63enne ferito alla testa è stabile ma ancora in prognosi riservata. Sono davvero molti gli aspetti ancora da chiarire. Una lite, quella scoppiata in via Manzoni a Cornuda, che ha il sapore di un giallo, tutto da risolvere. I carabinieri stanno indagando. Rimane il racconto del giovane di 20 anni, le sue prime disperate parole nell'immediatezza del fatto. Secondo quanto ha raccontato ai militari, sarebbe stato legato al letto, violentato e poi cosparso di benzina. Il ragazzo sarebbe poi riuscito a liberarsi, avrebbe preso un oggetto in marmo trovato in casa e avrebbe colpito il 63enne alla testa. Il giovane avrebbe inviato poi un SMS alla mamma dicendo quanto era accaduto, da qui l'allarme. All'arrivo dei carabinieri è proprio il 20enne in stato confusionale ad aprire la porta. Dimesso ieri dall'ospedale ha scelto di avvalersi ora della facoltà di non rispondere. Insomma, si è chiuso nel silenzio. Intanto il 63enne, prima ricoverato al Cafoncello, è stato trasferito a Montebelluna. Non è in pericolo di vita, ma la sua prognosi rimane ancora riservata. Solo quando potrà sarà sentito dai carabinieri e solo allora potrà raccontare la sua verità. Intanto le indagini continuano e si attendono gli esami effettuati sul 20enne per accertare la violenza. Una cosa è certa, la casa era completamente inzuppata di liquido infiammabile. Il forte odore si sentiva anche in strada, tanto che si erano allarmati gli stessi vicini. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo. La famiglia del 20enne e del 63enne si conoscevano da tempo. In quella casa il giovane era già stato. Cosa sia accaduto quella drammatica mattina sarà da accertare. Il 63enne ha alle spalle una vita difficile. L'uomo era stato arrestato oltre 40 anni fa per aver ucciso sua madre a colpi di pistola. Una storia con tanti lati oscuri che solo i carabinieri potranno chiarire. La Marca nella morsa del maltempo con grandine e temporali sparsi a macchia di leopardo, caduto un albero a San Zenone degli Ezzelini e violenti temporali hanno interessato invece le colline del Montello, di Asolo e la zona di Montebelluna, anche con forti grandinate lungo la pedemontana. Per il momento non si registrano danni gravi, anche se nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per diverse chiamate di intervento a Santa Lucia di Piave e Fonte. Da domani la situazione dovrebbe tornare a stabilizzarsi, ma con un forte ribasso delle temperature. Ed ora parliamo della lotta agli ecovandali, perché si cambia strategia. La polizia locale sanziona un condominio di via Pisa con 400 euro di multa.
400 euro in spazzatura, è il caso di dire. Tanto è costata ai condomini di via Pisa la multa per rifiuti abbandonati nell'isola ecologica di competenza condominiale. Sacchetti semiaperti, bidoni strapieni buttati a terra. Gli ecovandali si sono sbarazzati di ogni cosa, non lasciando traccia, al punto che, a seguito delle lamentele dei residenti, sono dovuti intervenire gli uomini della Contarina a pulire l'area. Ma stavolta il nucleo antidegrado del comando di Via Castello, che da sempre è impegnato in questa annosa guerra ai rifiuti, ha deciso di cambiare strategia. Se fototrappole, se sistemi di videosorveglianza non riescono a individuare i responsabili, inizieremo a sanzionare i condomini stessi. Obiettivo: responsabilizzare i condomini e chi usufruisce dell'area ecologica. In caso di rifiuti sparsi risponde l'intero edificio. Questo è un nuovo metodo per responsabilizzare soprattutto le aree condominiali con numerosi appartamenti. Quindi il fatto di avere delle aree condominiali, come in questo caso in via Pisa, che vengono utilizzate dagli stessi condomini ma anche da altri che non sappiamo individuare, ma alla fine sono aree lasciate in stato di abbandono, in questo caso oggettivamente è un'area condominiale, quindi oggettivamente il condominio dovrà rispondere delle sanzioni. Ecco vandali sotto il mirino e per smascherarli sono in arrivo nuove telecamere mobili previste per fine estate. Un bimbo di 8 anni è stato travolto da uno scooter mentre attraversava le strisce pedonali davanti alla chiesa di San Pelaio. Soccorso dei medici del SUEM avrebbe riportato ferite di media entità. Il bimbo in sella alla sua bici sarebbe spuntato da dietro ad un autobus fermo e travolto dallo scooterista che aveva la visuale coperta dal mezzo in sosta. Ed ancora si è alzato anche l'elicottero di Treviso in seguito al violentissimo impatto nello scontro avvenuto della mattinata lungo la Postumia, Motta di Livenza. 4 le persone ferite sul posto con l'elisoccorso del SUEM 118, intervenute ben 3 ambulanze. Dei feriti il più grave è una 81enne di Treviso, ora ricoverata al Cafoncello. 2 si trovano invece in ospedale a Oderzo. Si tratta di un 81enne e di una donna di 51 anni, il quarto a Portogruaro. Sul posto anche i vigili del fuoco di Motta di Livenza e le forze dell'ordine per i rilievi della dinamica della caduta e l'arrivo dei soccorsi. 3 dei 4 feriti erano già scesi in autonomia dalle loro automobili, mentre il quarto ferito è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo fino a quando i pompieri non lo hanno liberato. Il traffico lungo la Postumia ha subito importanti rallentamenti in mattinata. E adesso siamo invece alla politica, siamo alle regionali con la sfida dei 5 Stelle con il candidato alla presidenza Enrico Cappelletti. Correremo da soli, dice, presentando la sua squadra con i candidati consiglieri trevigiani, ma già si vocifera di prove di dialogo e di alleanze. 7 trevigiani in corsa come candidati consiglieri alle regionali, con il candidato Enrico Cappelletti al centro della foto di gruppo, sostenuto oltre che dal ministro D'Inca anche dalla senatrice veneziana Orietta Vanin. Il suo programma elettorale nella sfida diretta a Zaia comincia con un proclama. Pensate che 20 anni fa, quando Luca Zaia per la prima volta mise piede in regione, il Veneto era un mito, c'era il mito del nord-est. Eravamo la locomotiva d'Italia. Ora siamo crollati come prodotto interno lordo, come reddito pro capite, addirittura sotto l'Emilia Romagna, sotto la Val d'Aosta, sotto altre regioni contermini. E la novità sui costi dei derivati, titoli per i quali, dice, si è interessata anche la Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha fatto una denuncia molto chiara. Ha dichiarato che sono stati persi 100 milioni di euro in regione per investimenti sbagliati in derivati. Gli investimenti in derivati sono scommesse che vengono fatte sulla pelle dei cittadini perché sono tutte perse. Vincono solo le banche, vincono gli istituti bancari. Perché sono stati sottoscritti dalla regione, da questa amministrazione, da questa maggioranza, i contratti in derivati? Noi abbiamo dimostrato nelle amministrazioni, tipo il comune di Cattolica, dove c'è un'amministrazione del Movimento 5 Stelle, che si possono impugnare questi contratti. Quindi il punto è divenuto il suo cavallo di battaglia, Pedemontana Veneta e i suoi costi con il project financing. Se per realizzare un'opera da 2 miliardi ne spendo 13, i cittadini del Veneto innanzitutto devono avere la consapevolezza di chi sta amministrando e in che maniera sta amministrando i loro quattrini.
e poi esprimono nel voto, nel seggio elettorale, esprimono il voto che riterranno più opportuno, ma non possono non sapere che una strada 2 miliardi viene pagata 13. La presentazione della sua squadra. Abbiamo laureati, plurilaureati, abbiamo impiegati, abbiamo persone che, come si sono presentate prima, hanno iniziato a lavorare a 15 anni e con 44-45 anni di lavoro alle spalle. Per la quale dice non ci sarà alcun apparentamento. Corriamo da soli, questo è anche un'attestazione di coerenza. In realtà sarebbero già in essere prove di dialogo con l'apertura di un appuntamento elettorale previsto già dalla prossima settimana in quel di Paese. Per la corsa in regione l'amico alleato potrebbe essere quello già noto in casa di governo. In un anno che vede cancellati gran parte dei grandi appuntamenti estivi come il Palio di Montebelluna, lo Spiedo Gigante di Pieve di Soligo a Giavera, Don Bruno Baratto, anima del festival Ritmi e Danze dal Mondo, ha annunciato che la 25esima edizione si farà pur nelle regole anti-contagio, arrivando ad accogliere fino a 1000 persone a serata. Potrebbe diventare il primo esempio concreto che anche i grandi eventi si possono fare. Ritmi e danze dal mondo, la storica manifestazione multietnica di Giavera non ha ceduto e pur osservando tutte le regole anticontagio e incurante della scaramanzia da venerdì 17 inizierà la 3 giorni della 25esima edizione. Un quarto di secolo è già passato dalla prima esperienza sul palco di Villa Wasserman e gli incontri spettacolo che si terranno la prossima settimana saranno quasi un ritorno alle origini, ovvero tutto all'aperto con il palco come unica struttura coperta per poter accogliere 1000 e non più di 1000 spettatori a serata. Abbiamo 2 medici che studiano per noi i protocolli da mettere in atto e che faranno formazione con i volontari. Abbiamo pensato a una prenotazione obbligatoria per accedere all'area del parco e chi non è prenotato con la possibilità di tracciabilità non verrà ammesso. E con gli stranieri abbiamo già fatto degli accordi con le associazioni di rappresentanza. Stiamo pensando anche a una condizione supplementare di sicurezza, cioè la misurazione della temperatura che per sé non sarebbe richiesta dal protocollo. Certamente meno presenza rispetto al passato, così come spazi più ristretti per bancarelle e prodotti locali, tutto tarato per rispettare le regole anticontagio. In maniera molto, molto ridotta, perché ormai ragionando con gli stessi immigrati protagonisti possiamo dire che sono una componente strutturale della nostra società e del nostro convivere e quindi saranno all'interno di quello che proponiamo insieme. Un'edizione, questo 25esimo di Ritmi e Danze, che passerà alla storia non solo per le limitazioni e i controlli, ma soprattutto perché sarà l'ultima totalmente a Giavera. L'effetto contagio ha infatti stimolato una piccola grande rivoluzione. Ci ha dato la spinta per una trasformazione che stavamo già preparando ormai da 3 anni, in cui Giavera diventerà più che centro, punto di partenza per un festival che poi va altrove per i territori. Ed ora torniamo sulle manifestazioni per rendere più viva l'estate trevigiana. Non pochi infatti hanno notato come nonostante le promesse del sindaco Conte, anche quest'anno non sia stata organizzata la storica festa dei Buranei. C'era una volta la festa dei Buranelli, appuntamento tipico dell'estate trevigiana, fatta di un fine settimana tra luci, musica al centro del canale più suggestivo della città, degustazioni ed infine l'esposizione della Fontana delle Tette nella storica versione con gli zampilli di vino bianco o nero, come si usava a ogni nuova designazione del podestà nella Treviso medievale. Insomma, un momento storico, ludico ed enoturistico che richiamava anche gente non propriamente trevigiana, per non dire straniera. Poi il sindaco Giovanni Manildo ha deciso di sospendere la manifestazione, così per 5 lunghi anni le lanterne colorate tra Piazza Rinaldi e Piazza San Vito sono rimaste spente. Con Mario Conte sindaco nel 2018 le speranze si erano riaccese, ma l'anno scorso nulla da fare perché è ancora troppo presto e quest'anno nemmeno, ma attenzione, non a causa coronavirus. Ma i Buranelli, la festa dei Buranelli ve la siete dimenticata? No, non ce la siamo dimenticata assolutamente, siamo sempre con la volontà di farla. Ci tengo a precisare che il Comune non è un organizzatore, quindi noi dobbiamo sempre trovare delle associazioni o comunque delle realtà che arrivano con dei progetti e poi la nostra magia è realizzarli, magari dando appunto dei contributi o mettendo assieme quelle maestranze o quelle professionalità che rendono una cosa possibile. Come dire che non c'è più nessuno disposto ad organizzare i Buranelli. Affermazione che sa molto di sfida alle associazioni cittadine,
come, ma solo per citare i più famosi, la Congrega dell'architetto Giorgio Fantin o il gruppo folcloristico dello storico presidente Franco Grespan o ancora la pastoria del Borgofuro di Gianni Marini. La speranza è a questo punto che magari qualche giovane, aiutato dall'esperienza dei più vecchi, raccolga il guanto per non far morire la tradizione e per il bene della città, sapendo che il supporto economico è già garantito da Casugana. Non vediamo l'ora di riprenderla, stiamo appunto aspettando che qualche associazione si faccia avanti per poterla realizzare. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Non è più attivo di notte il servizio di recupero animali selvatici della provincia di Treviso, la denuncia dal consigliere regionale Andrea Zanoni, che chiede al governatore di ripristinare il servizio sospeso col passaggio dal centro dall'ente provincia alla regione. Potremmo definirlo come Arlecchino servitore di due padroni. È il centro fauna selvatica all'interno del Parco dello Storga di Treviso. I due padroni sono la provincia e, con la riforma del Rio, anche la regione, con il risultato che gli animali selvatici feriti o che hanno bisogno di assistenza non vengono più raccolti dopo le 18 e fino alle 8 del giorno dopo. La denuncia arriva dal consigliere regionale Andrea Zanoni, costantemente informato dell'oramai infinita serie di animali grandi e piccoli lasciati in balia di se stessi o in agonia fino alla morte, come è capitato la settimana scorsa lungo il Sile a Caser. Prima c'era un veterinario che usciva, adesso non ci sono più queste convenzioni e quindi abbiamo moltissimi cittadini che chiamano anche le associazioni di tutela ambientale che non sanno che pesci pigliare. Abbiamo casi estremi di animali che stanno in strada agonizzanti, morenti anche per ore, e questo non è ammissibile in una società civile, ma soprattutto in un paese come il nostro che ha una legge precisa che prevede questi centri e prevede l'obbligo di soccorrere questi animali. La legge del 1992, ma con la riforma delle province, di fatto in Veneto non è più applicata. Al centro di recupero al Parco Storga raccontano di come di fatto quasi tutti i centri delle altre province facciano capo a Treviso, per una situazione rimasta nel più tipico stile italiano a metà. Per questo Zanoni chiede al governatore Zaia di prendere in esame la situazione. La Regione dovrebbe prendere per mano questa attività importantissima e trovare i fondi utili a far funzionare questi centri, che poi non sono fondi così importanti. Se penso che negli ultimi 3 anni la Regione Veneto ha sborsato 900.000 euro per le associazioni venatorie, fondi spesi anche in feste e in cene a base di pesce, io credo che a maggior ragione potrebbe trovarne anche meno, ma utili a far funzionare questi centri nelle 7 province del Veneto. Ferie più brevi e vicino a casa i trevigiani scelgono l'Italia, molti restano gli indecisi a causa del clima di incertezza legata sia alla paura dei contagi sia alle disponibilità economiche. Quest'anno andrai in vacanza? Penso di sì, però comunque in zona o in una casa che ho in montagna, comunque resterò in Italia. Non ti fidi dell'estero? Non più di tanto, diciamo che è meglio restare qui in Italia e aiutare anche tutto l'ambito della ristorazione, degli hotel eccetera, e quindi preferisco restare qui. Sì, appunto quest'anno è l'anno della mia maturità e quindi viaggio di maturità in Sicilia, appunto anche per promuovere l'Italia che ne ha bisogno a maggior ragione in questo periodo. Dalla Sicilia a Bolzano, dal mare allo sport sui monti, agli itinerari green, i trevigiani si allineano al trend nazionale evidenziato dall'indagine condotta da Confturismo sulle previsioni legate alle vacanze. Secondo il sondaggio, infatti, ben il 93% degli intervistati resterà in Italia, il 16% in più dello scorso anno. In Italia, a Bolzano. C'è preoccupazione? Io personalmente no, però no, penso sia abbastanza tranquilla la situazione al momento. Ad essere penalizzate saranno però le città d'arte, al quarto posto fra le preferenze menzionate, solo dal 15% contro il 22% dello scorso anno. Al contrario, gli stranieri, che invece arriveranno proprio per godere delle mete artistiche dei percorsi enogastronomici, come questa coppia di olandesi che rileva l'attenzione in Veneto nel rispetto delle norme di sicurezza.
Stando ai dati raccolti dall'osservatorio Confcommercio, ci sarà comunque un 7% di vacanzieri che opterà per mete estere, Grecia, Francia, Spagna e la new entry Austria, che sostituisce l'Inghilterra normalmente presente fra le destinazioni pre-Covid. Noi andiamo sempre in Croazia, a Rovigno, perché abbiamo una roulotte. Infine una nutrita platea di indecisi, un 19% che vorrebbe partire, ma non sa se contare sulle disponibilità economiche, su ferie sufficienti o se fidarsi. Quest'anno si andrà in vacanza? Forse. Da cosa dipende? Dalla sicurezza, dall'economia? No, dipende dal fatto che non ho ancora preventivato perché sto ancora lavorando. Da lunedì 20 a mercoledì 22 luglio Treviso ospiterà il primo raduno della nazionale italiana Under 20 di rugby post-Covid, 24 atleti gli convocati con l'obiettivo di inserirli nel progetto e nell'attività della nazionale Under 20. Il raduno sarà svolto in massima sicurezza con l'applicazione di un protocollo ad hoc sviluppato dal settore della Federazione Italiana Rugby in tema di prevenzione, con l'effettuazione di test serologici da parte di tutti gli atleti e staff all'arrivo a Treviso. Ed ora siamo alla nostra pagina da Bellune Provincia. In primo piano la cronaca, dramma ieri sera a Cibiana di Cadore, un giovane di 29 anni del posto è morto precipitando con la propria automobile nel greto del torrente Boite. Ha perso il controllo della propria Golf in fondo a un rettilineo in discesa che si conclude con una curva a gomito sulla 347, andando a impattare contro il guardrail che non ha retto all'urto violento. L'auto è volata per una quarantina di metri finendo dritta nel torrente Boite e per Andrea Zandanel, 29 anni di Cibiana di Cadore, non c'è stato scampo. La vita del giovane si è fermata troppo presto sulla ex provinciale che scende da Valle di Cadore e si inerpica fino al paese dei Murales. L'incidente è accaduto ieri sera, sicuramente dopo le 20. Un'ora dopo un automobilista di passaggio ha notato il guardrail sfondato e ha chiamato i soccorsi. In zona è arrivato subito l'elicottero del SUEM che ha sbarcato il personale medico, raggiunto dai vigili del fuoco che hanno lavorato alla luce delle foto elettriche fino a tarda sera per recuperare la salma del 29enne. La notizia della tragedia si è subito diffusa a Cibiana di Cadore, dove Andrea Zandanel viveva con la sua famiglia, il papà da poco in pensione dopo aver lavorato una vita alla RB e la mamma impiegata in un albergo a Cortina. E a Cortina lavorava anche il giovane che da poco svolgeva la professione di idraulico. Era un ragazzo molto riservato, dice di lui il sindaco di Cibiana Mattia Gosetti, che ai familiari ha trasmesso il dolore e la vicinanza della comunità intera. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. La strada è stata riaperta solo nella tarda mattinata di oggi per consentire i rilievi e le operazioni di recupero dell'auto. E ora gli aggiornamenti sull'epidemia Covid, che stamattina ha registrato una possibile positività segnalata da un'azienda bellunese a carico di 2 suoi dipendenti. Domani al laboratorio centrale del San Martino saranno ripetuti gli accertamenti e in attesa dei referti dei tamponi in via precauzionale sono stati posti in isolamento i sospetti positivi in quarantena e i relativi contatti, il cui tracciamento è tuttora in corso con criterio di massima estensione. Buone notizie invece giungono dal focolaio con 9 positività legato all'Eurobrico di Feltre, perché è uscito dall'isolamento per guarigione il primo soggetto riscontrato positivo al virus. Siamo alla politica, sono Barbara Lando e Daniele Campedelli, i candidati bellunesi al Consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle. La loro prima uscita ufficiale questa mattina alla Giovanni XXIII è stata tenuta a battesimo dal candidato presidente Enrico Cappelletti e dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Costanza, intelligenza e trasparenza sono le parole d'ordine che il Movimento 5 Stelle, con il candidato presidente Enrico Cappelletti, ha messo in grassetto nella campagna elettorale per le regionali del prossimo settembre. Stamattina la presentazione ufficiale dei 2 bellunesi in corsa per un posto a Palazzo Ferro Fini. Barbara Lando, 54 anni, di Santa Giustina, punta al miglioramento della mobilità e al potenziamento dei presidi sanitari nella parte alta della provincia. Immaginavo anche delle soluzioni veramente alternative che però bisognerà studiare a livello progettuale, che siano ad esempio dei presidi proprio locali, dei pronto soccorsi molto attrezzati anche per le operazioni di urgenza, quelle più importanti, che siano dislocati appunto sui territori in modo da poter accedere in tempi ragionevoli.
E alle sue montagne guarda Daniele Campedelle, 62 anni, pensionato di Sedico, che pone all'attenzione la situazione di alcune vallate agordine che fanno ancora i conti con i danni causati da Vaia. Ci sono i 40 milioni di 44 che sono ancora fermi a Venezia e aspettiamo che facciano, però intanto la gente è fuori dalle case, la gente è perlomeno in questo caso specifico e ci sono altre situazioni, altre frane e quindi non si capisce il perché siano fermi questi soldi. Aspettare le elezioni, aspettare il momento opportuno per tirar fuori come dire, il tassello elettorale da mettere, la bandierina da mettere in maniera così poco rispettosa per le persone che hanno i disagi, insomma. Belluno oggi è un luogo centrale in un sistema in fermento grazie ai grandi eventi che hanno catalizzato attenzione e risorse come mai prima d'ora, ha chiosato il ministro D'Incà. Abbiamo portato quasi 1 miliardo di euro di fondi pubblici in questi anni per i mondiali di Cortina, per le opere delle Olimpiadi. Credo che vi sarà un grande miglioramento nel rispetto del territorio, nella sostenibilità del territorio, ma che finalmente eviterà quelle lunghissime code che spesso si sono verificate nel corso del tempo. Siamo arrivati alla nostra rubrica Bimbi in TV ed ora vediamo Ambra, 3 anni, e Thomas e Azzurra da Breda. Pronti? Mezzo, via! Palla! Sbagliato! Ehi! Fammi tornare! Dove sei? E dunque continuate a mandarci i vostri video con Bimbi in TV, vi chiediamo di mandarci via WhatsApp al numero 351 1755 340, non delle semplici foto ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale, storie, giochi e passatempo dei nostri bambini che potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti. Siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo fra qualche minuto la nostra diretta, io vi lascio ora alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. La pressione torna ad aumentare sul nostro territorio, sarà una giornata con il bel tempo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo ultime residue piogge nella notte tra sabato e domenica, poi la giornata festiva sarà caratterizzata da un tempo asciutto e stabile, ampio soleggiamento ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra i 13 e i 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo asciutto con ampio soleggiamento e con cielo sereno al massimo velato, non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime fino a 18 gradi, massime sui 25-26 gradi. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà, vedete, soleggiato dappertutto, solo con qualche annuvolamento al pomeriggio, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime sui 15 gradi, massime invece fino a 28 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.